Dunque Assessore, quali sono i punti in questo momento che li vedi, i punti nodali per la sanità del Friuli Venezia Giulia? Beh, io sono ancora in una fase di ricognizione complessiva, cominciando ad ascoltare tutte le parti, a me pare che si possano sintetizzare in qualche modo così. C'è un tema di bilancio che dovremo affrontare nel prossimo assestamento. C'è un tema di organizzazione, nel senso che la direzione centrale, che è il timone del servizio sanitario regionale, io l'ho trovata sguarnita al di là delle polemiche, quindi la nomina del direttore centrale e poi evidentemente anche delle singole responsabilità. E c'è un altro tema che mi preoccupa molto, perché per garantire il servizio migliore ai cittadini dobbiamo avere le risorse, una buona organizzazione, ma dobbiamo soprattutto avere tutti gli operatori del servizio sanitario regionale motivati. E sento sì, un clima che non mi piace, che mi dispiace, quindi dovremo lavorare molto su questo, cercando di riportare il servizio sanitario regionale ai punti delle classifiche che merita, quindi in testa alle classifiche e non in coda come purtroppo oggi si trova. È una materia complessa, articolata, io passo dopo passo ascolterò tutti quelli che devo ascoltare e proporrò alla maggioranza che governa la Regione una soluzione che vorrei venisse condivisa nel modo più ampio possibile. I problemi ci sono, vanno affrontati, gli urli non servono perché i problemi poi hanno la testa dura e rimangono, quindi un passo alla volta cercheremo di affrontare i problemi e di dare la migliore risposta possibile.